Eccolo il video realizzato dagli alunni dell'Istituto Superiore Antonio Scarpa di Motta di Livenza. Tutti i visitatori potranno essere accompagnati grazie a questa app, il Santuario Virtuale, che ha vinto il premio regionale Il Veneto per me, alla scoperta della straordinaria storia e delle preziose opere del Santuario della Madonna dei Miracoli. Attraverso le voci registrate di 25 studenti, chiunque potrà essere guidato in un percorso virtuale che gli offrirà l'occasione di conoscere tutta la storia del santuario. Si tratta di un esempio di una modalità pedagogica molto innovativa, il service learning. La scuola mette a disposizione della collettività le proprie risorse culturali e professionali, ampliando l'ambiente di apprendimento dall'aula al territorio per condurre alla costruzione di una memoria storica condivisa. Esprimo la mia riconoscenza per coloro che l'hanno ideata e attuata e sostenuta. Il santuario di Motta di Livenza è nel cuore di tantissime persone. Aver messo a disposizione anche questo strumento penso che sia un guadagno, un vantaggio, una facilitazione e una promozione anche per questo luogo, non solo dal punto di vista turistico ed estetico, ma anche, io sono convinto, dal punto di vista di una esperienza di fede. In questo modo gli studenti si sono impegnati in prima persona per potenziare i valori della cittadinanza attiva e responsabile. Qui i ragazzi hanno cominciato a diventare un po' i custodi di questo scrigno di bellezza, hanno analizzato puntualmente studi antichi e studi recenti sull'argomento e oggi sono in grado di consegnare alla comunità questo lavoro. La descrizione del patrimonio storico ed artistico presentato nell'audioguida è accompagnata dalle musiche di Andrea Luca Lucchesi, compositore e musicista nato a Motta di Livenza nel 1741, maestro di cappella a Bonn, che conobbe Ludwig van Beethoven.